Piero Ruzzante, esponente del Partito Democratico e vicepresidente della prima commissione consiliare. Quest'oggi è andata in discussione una proposta di legge di riforma delle società partecipate della Regione e tra i firmatari di questa proposta c'è proprio Piero Ruzzante che ci spiega i contenuti in sintesi. Ma insieme al Presidente della prima Commissione Bilancio abbiamo proposto questa norma. Dopo tante chiacchiere da parte della Giunta regionale sul riordino, la riorganizzazione, la riduzione degli enti e delle società partecipate, ci siamo mossi come Consiglio regionale. Abbiamo fatto come Presidente e Vicepresidente della prima Commissione Bilancio. La proposta nasce da una indicazione del collega Toniolo sulla quale abbiamo apportato il nostro contributo. Va detto che in Commissione Bilancio la Lega è stata messa in minoranza, è un fatto politico importante. Questa legge porta il voto del Partito Democratico, dell'Italia dei Valori e del PDL, proprio per dare una riorganizzazione, io la chiamerei una vera e propria rivoluzione delle società partecipate, a partire dal numero dei consiglieri di amministrazione. Talvolta sono un numero eccessivo, ne proponiamo solo 3, 2 devono essere dipendenti della Regione, quindi a costo zero, quindi una riduzione dei costi, una riduzione del numero degli enti e delle società partecipate da parte della Regione, prevedere che il Consiglio regionale abbia competenza sui bilanci di queste società partecipate e possano in qualche modo intervenire. Riportare la centralità del Consiglio regionale è una buona norma, prevede anche forme di trasparenza, per esempio sulle assunzioni di queste società. Ci preoccupiamo tanto di quello che avviene in Regione, però magari in queste società vengono fatte assunzioni senza i criteri del bando pubblico. Allora, bandi pubblici per gli appalti e criteri pubblici per l'assunzione del personale. Sono norme di trasparenza che ci consentono forse di mettere le mani su un ginepraio di enti e società che rappresentano un grosso costo per la Regione. Siamo ben contenti di aver dato il nostro contributo e di aver messo in minoranza chi si dimostra essere la parte più conservatrice di questa Regione, la Lega Nord.